Economica si esorcizza a suon di tammorre. Oddio, non è che ascoltare i gruppi di musica popolare sul lungomare moltiplichi i soldi che si hanno in tasca, ma certamente aiuta a rendere la vita più sopportabile. Ieri sera oltre 100 musicisti hanno occupato il lungomare liberato con i loro strumenti, tamburi e tammorre, animando la serata con musiche e danze popolari della tradizione napoletana. La piccola rassegna Napoli Folk Style, ideata da Mimmo Maionico e organizzata dall'Associazione Performing Art Campania, si concluderà stasera sempre in via Caracciolo. Per questo evento Scacciacrisi sono scesi in strada gli artisti più rappresentativi del genere, da Marcello Colasurdo e la sua Paranza a Alfio Antico, da Patrizio Trampetti a Carlo Faiello, dal gruppo operaio di Pomigliano d'Arco ai solisti di Montemarano. Insomma, in tempo di ristrettezze economiche e incertezze sul futuro, l'idea è quella di raccogliersi attorno alle proprie tradizioni per ripartire dai valori della napoletanità. Non basterà risolvere la crisi delle famiglie, ma di sicuro aiuterà a dimenticarla almeno per qualche ora.